Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi parleremo di insegnanti, sta per ricominciare la scuola, poi le novità nella pista ciclabile di Catania e vedremo che cosa sarà del super bonus, ma c'è intanto una notizia dell'ultima ora che riguarda un grave incidente stradale avvenuto sulla Troina Catania. C'è stato uno scontro fra mezzi, c'è un morto, ci sono 4 feriti, la vittima è una donna che viaggiava con il marito trasportato in gravi condizioni all'elisoccorso, con l'elisoccorso all'ospedale Cannissaro, anche la figlia, una bambina di tenera età, è rimasta ferita. Si è verificato l'incidente sul rettilineo San Paolo a una decina di chilometri da Troina. Il guidatore della vettura, che avrebbe invaso la corsia opposta, è rimasto in gravi condizioni anche lui. Dicevamo le contraddizioni del super bonus 110%, come sapete il Primo Ministro Meloni l'ha definito la più grande truffa ai danni dello Stato. C'è stata una replica anche attraverso i nostri microfoni TG Sicilia dell'ANCE, i costruttori siciliani, che hanno detto non è vero, l'incentivo ha fatto aumentare il PIL dell'isola, anzi schizzare in alto, hanno detto, e ha permesso di dare occupazione alle aziende accreditate. Vediamo. Lo ha definito la più grande truffa ai danni dello Stato il premier Giorgia Meloni, parlando del super bonus 110%, l'incentivo del governo grazie al quale c'è stata l'impennata delle ristrutturazioni in condomini e appartamenti. Certo non c'è andata per il sottile, preoccupata dalla tenuta dei conti pubblici, perché secondo alcune stime in vista della manovra costerebbe ancora 3 miliardi e mezzo di euro al mese. Truffa, ma che, sbotta l'ANCE Sicilia, l'associazione dei costruttori edili. Semmai le truffe le hanno fatte le imprese improvvisate, quelle nate magari poco prima della richiesta del bonus, proprio con l'intento di architettare una frode ai danni dello Stato. Se ci sono state delle truffe, sono state fatte da settori che non appartengono alla categoria dei costruttori nazionali e neanche della Sicilia. Appartengono a imprese che sono risultate improvvisate, che sono state costituite da poco, e quindi si sono attrezzati per truffare. Anzi, grazie al super bonus il PIL della Sicilia è schizzato in alto, dice, consentendo a molte aziende di lavorare e quindi di impiegare manodopera in quella che è sempre stata una regione ad alto tasso di disoccupazione. Il super bonus è stato il volano di traino del PIL della Sicilia principalmente. Così come avete notato tutti, siamo risultati con un PIL superiore alla Francia e alla Germania. Adesso, secondo Cutrone, occorre sbloccare i fondi per le imprese che hanno già concluso le pratiche e, visto il successo dell'incentivo, sarebbe utile reintegrarlo. Chiediamo che vengano sbloccate immediatamente queste partite di fondi e nello stesso tempo chiediamo che venga ripristinato il super bonus se non con il 110, con altre percentuali che hanno dato occupazione, hanno dato sviluppo e hanno dato crescita all'Italia e in particolar modo alla Sicilia. E ancora per quanto riguarda il lavoro, l'economia, la situazione delle famiglie siciliane, c'è la CGIL che ha lanciato un vero e proprio allarme, dice un terzo sostanzialmente dei siciliani rischia la povertà o addirittura l'indigenza, e si chiede il principale sindacato, la CGIL, dove è finito il $500 miliardi di fondi pubblici in dotazione alla regione. Intanto il ministro Calderone presenta la piattaforma attraverso la quale sarà possibile richiedere il sussidio che da domani sostituirà il reddito di cittadinanza. Seguiamolo con attenzione. Un siciliano su 3 è a rischio povertà. È quanto emerge dal dossier della CGIL, che si chiede perché solo 15 milioni di fondi pubblici siano stati destinati al welfare isolano. E dire che dal 2017 la Regione ha fatto incetta di fondi per il contrasto alla povertà da destinare ai distretti sociosanitari. È la seconda in Italia dopo la Campania per finanziamenti ricevuti, più di $500 miliardi, 356 milioni dal Fondo Povertà del Governo, 190 milioni da bandi finanziati dall'Unione Europea, più 16 milioni dal PNRR. Eppure di questi soldi ne è stata spesa soltanto una piccolissima parte.
Per questo noi da mesi richiediamo al governo della regione un tavolo di confronto, provare a mettere a sistema tutte le risorse a disposizione per dare una risposta ai ceti e ai soggetti più deboli di questa nostra regione. Ad aggravare poi la situazione di migliaia di famiglie siciliane c'è la sospensione del reddito di cittadinanza, sostituito dal nuovo supporto economico per la formazione e il lavoro da 350 euro mensili. L'INPS ha fornito le istruzioni per presentare la domanda sulla piattaforma SISL, presentata oggi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone presso la sede dell'Istituto di Previdenza e che sarà attiva dal 1° settembre. La misura di sostegno sarà destinata agli occupabili e punterà a favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. Potranno farne richiesta i componenti tra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro annui. Ma la Sicilia è anche la terra del lavoro povero. Noi abbiamo un fenomeno molto diffuso di lavoro precario, di lavoro stagionale, di lavoratori part-time. Noi siamo in presenza di una quantità di lavoratori e lavoratrici che sono poveri pur lavorando. In questo quadro, per la serie Piove sul bagnato, si inserisce anche l'allarme lanciato da Nomisma, che annuncia nuovi aumenti tra il 7 e il 10% nella bolletta della luce a partire dal 1° ottobre, dopo l'impennata del prezzo dell'energia elettrica sui mercati internazionali. Bene, si fa per dire naturalmente. Angelo, vogliamo dare un'occhiata ai quotidiani siciliani? Facciamo subito e cominciamo stamattina con i giornali di Sicilia. A proposito di reddito, a proposito di nuovi bonus, orfani del reddito, nasce la piattaforma, come abbiamo sentito. Da domani quindi è possibile presentare le istanze online. Il nuovo sussidio statale si chiama supporto per la formazione e il lavoro. Il ministro Calderone dice che non c'è alcuna bomba sociale, critiche dai sindacati. La Meloni, come vedremo poi sui quotidiani anche nazionali, oggi va a Caivano, ci sono le minacce online nei suoi confronti. Questo il titolo per riagganciarci a quanto dicevamo nel servizio, ma intanto il giornale di Sicilia mette l'appunto su quello che è un problema sempre legato alla sanità siciliana, perché a proposito di ospedali in Sicilia si taglia. La regione è pronta ad accorpare reparti doppioni fra strutture vicine. Il nodo della carenza dei medici e mezzi, soprattutto nei pronto soccorso, e anche il ruolo delle cliniche private. È pronto dunque il piano sulla rimodulazione della rete, ridurre gli sprechi per aumentare la qualità. I sindacati, ma chiudere non è la soluzione. Questo è quanto rispondono i sindacati. Poi c'è ancora la vicenda legata alla 19enne che è stata violentata dal branco a Palermo. Io sono la vittima, dovete prendervela con gli stupratori. Queste sono le sue parole. È tornata a parlare ieri ancora sui social, respinte le accuse sessiste. Intanto il riesame ha bocciato la richiesta di scarcerazione da parte di Maronia, che è uno degli indagati. Prosegue il valzer dei legali per la difesa e quindi la vicenda propone tantissime diciamo, riflessioni, ma ci sono altri casi di denuncia. Ce n'è una che arriva da Val Guarnera, a 17 anni, ha denunciato: ho subito violenze, i carabinieri sono sulle tracce di un artigiano, abusi su una minore anche nel catanese, e quindi le vicende si moltiplicano su questo Questo tema. significa anche che c'è più coraggio da parte di chi subisce violenza, che presenta denuncia, e magari forse in passato qualche volta non aveva avuto questo stesso coraggio. E allora lasciamo il giornale di Sicilia, siamo adesso sulla prima della Sicilia di Catania, perché come sempre ci sono notizie nazionali ma anche notizie locali a confronto, e non solo. Però in questa prima pagina c'è il riassunto di una giornata. Meloni lega il grande freddo sui migranti, la cabina indispone Salvini e la Premier rivendica la misura sulle banche, quindi una presa di posizione netta del Presidente del Consiglio. Poi fotonotizia con donne, coraggio nel catanese, e torniamo di nuovo al tema della violenza. Ecco appunto, coraggio, giusto. Una ragazza rivela 10 anni di abusi dopo essersi confidata con un'amica, arrestato un familiare 24enne a Val Guarnera, minore in caserma, violenze da conoscente, e oggi la Meloni minacciata va in visita a Caivano. Poi ancora altre comunque notizie, perché si parla del reddito di cittadinanza, l'addio, ma nessuna bomba sociale. Da domani c'è il nuovo supporto per chi
chi è senza lavoro. E poi una vicenda tutta catanese, Fontanarossa, c'è l'autodifesa dell'amministratore delegato Torrisi: abbiamo gestito l'emergenza, attacchi alla SAC incomprensibili. Queste sono le sue... La replica a Trentino. Esattamente, c'è una lunga intervista nelle pagine interne proprio su questo tema. Il piano d'emergenza c'era, dice Torrisi, vediamo meglio così, e ancora l'impianto antincendio perfettamente funzionante quando si è sviluppato il rogo, scelta coraggiosa e garantire, pur tra i disagi, l'operatività dell'aeroporto con il Terminal C e Comiso. E poi sulla relazione di Trentino dice: non comprendo la richiesta di dimissioni da parte del sindaco, a emergenza conclusa, e le bottigliette a 3,70 euro, sono state tante polemiche per gli aumenti di alcuni generi di prima necessità. Inattuabile l'invito agli esercenti a rinunciare alle royalty, noi le abbiamo fornite gratis. Queste le sue parole a proposito della vicenda Fontanarossa. Ma poi torniamo ancora a parlare di abusi, perché abbiamo già detto che ci sono casi anche nel catanese, abusi da una parente per 10 anni, la chat degli orrori, ti ammazzo si legge nella chat, arrestato un 24enne, la vittima si confida con un'amica che l'ha convinta poi a denunciare, le prove sono sui social, il familiare orco avrebbe più volte minacciato su WhatsApp la giovane se avesse mai rivelato i soprusi che sono stati subiti nel tempo. E poi l'altra vicenda a Val Guarnera, siamo in provincia di Enna, sono stata violentata, 17enne denuncia un conoscente, la ragazza dai carabinieri con i genitori, la procura di Enna apre un'inchiesta, è stato attivato il codice rosso. E questa è una minorenne, questa è una minorenne, infatti è andata a fare denuncia con i genitori. E Michele, a proposito di questo tema, perché sul tema torna anche Repubblica Palermo con un focus, quei 1000 uomini che a Palermo odiano le donne, violenze, stupri, stalking, abusi di varia natura. Dall'inizio dell'anno a oggi gli episodi sono moltiplicati, lascia intanto il regalo di uno dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo, e il riesame ieri gli ha negato la libertà. Dicevo, a proposito di questo, il Messaggero su pagina nazionale torna sul tema, e il dossier sulle violenze dice: i rischi aumentano se c'è un abuso di alcol, il rapporto di 2 avvocatesse, relazione sempre più stretta, specie tra i giovanissimi, cocktail e droghe rendono più vulnerabili le vittime, più aggressivi i violentatori. Questa è la fotografia, e se la ragazza è ubriaca, aggravante allo stupratore, parla un legale che ha fatto che proprio... dice il contrario di quello che diceva ieri il compagno della Meloni. Questo è il tema trattato davvero a tutti i livelli e scandagliato su diversi fronti. Torniamo invece a Catania con la pagina dedicata alla città propria di Catania: le armi seppellite in un rudere, operazione dei carabinieri a San Leone, sequestrato un mini arsenale e 11 kg di droga. Questo è quanto accaduto proprio a Catania. E andiamo invece fuori dalla città con le notizie che arrivano da Taormina, in qualche modo differenziata. Fioccano i bollini rossi, conferimento non conforme, la ditta inasprisce i controlli e proliferano le mini discariche. A Chianchitta sacchetti colorati in bella mostra, mentre a Trappitello rifiuti non raccolti da giorni. La situazione è certamente difficile sul fronte della raccolta dei rifiuti. Andiamo adesso alla prima di Repubblica Palermo, ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che c'è un focus sugli uomini che odiano le donne, 1000 denunce da inizio dell'anno, questo scrivono su Repubblica, crescono i casi di stupri, aggressioni e molestie, un altro legale rinuncia alla difesa. Poi diversi approfondimenti politici, le vetture blu dell'ARS, uno spreco da 170 milioni, questo per quanto riguarda la regione, e il centrodestra con Miccichè che dice a Schifani: noi insieme contro Fratelli d'Italia, una sorta di volere fare pace, fra virgolette. Poi c'è un approfondimento su quello che è una tecnica, i furti d'auto con il cavallo di ritorno che galoppa, perché pare, secondo questa inchiesta che è stata condotta da Repubblica Palermo, converrebbe piuttosto pagare che invece rivolgersi alle forze dell'ordine. Questo è quello che scrivono
da Repubblica. E poi ancora le case danneggiate dai roghi, ma per i risarcimenti bisognerà aspettare. Quindi sono 26 gli immobili irrecuperabili, mancano ancora le perizie dei tecnici e il riconoscimento dello stato di emergenza chiesto dalla Regione al Governo. Scade l'ordinanza sui prodotti alimentari di Bellolampo. Direi che forse abbiamo qualche altro momento. Ce l'hai, ancora un minutino. Un minutino ancora. Allora vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, che ha due temi, diversi temi, non soltanto due. Messina si svuota ancora, una città sempre più anziana, disoccupazione alle stelle, perché nelle pagine interne possiamo notare come il dato sia davvero incredibile. In 10 anni 18.000 abitanti in Mamma mia, meno. un numero impressionante. Un calo costante in una città sempre più anziana, crollo delle nascite, aumentano però i matrimoni, l'effetto reddito di cittadinanza e il costo della vita. È una riflessione molto attenta sulla Gazzetta del Sud, e si torna a parlare degli ospedali, si punta a eliminare i doppioni. Il piano dell'assessorato regionale prevede gli accorpamenti dei reparti uguali, nosocomi vicini, coinvolgendo i privati, perché mancano i medici. 7 settembre, primo faccia a faccia sul tema. Vedremo gli sviluppi di questa vicenda, che è molto delicata e molto importante per tutti noi, per la salute di tutti noi siciliani. Adesso facciamo una pausa e poi guarderemo i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, rassegna stampa nazionale. Sì, cominciamo con una notizia, diciamo, di cronaca avvenuta nella notte, perché c'è stata una tragedia sul lavoro nel torinese, travolti dal treno mentre erano al lavoro, morti 5 operai, erano impiegati di una ditta esterna a RFI e sono stati investiti da un convoglio durante i lavori di manutenzione sui binari. È l'ennesima una sciagura tragedia. di una gravità veramente estrema, incredibile. 5 morti. Ma come cioè, vuol dire che questo treno neanche Non li ha aveva visti. la minima idea che ci fossero operai al lavoro? Assolutamente, e sono stati 2 operai che sono salvati, erano lontani. miracolati davvero. Adesso invece andiamo al Corriere della Sera, che non ha avuto il tempo evidentemente di inserire, di poter rieditare il giornale per mandarlo in edicola con la notizia di cronaca di cui abbiamo parlato. Una pioggia di droni sulla Russia, questo è il titolo di apertura che ha il Corriere. Colpite 6 regioni e l'avanzata a sud, aperta la via per la Crimea, missili di Mosca sulla capitale, perché a questo punto il conflitto sta assumendo delle nuove dimensioni. E il più pesante raid ucraino dall'inizio della guerra, il Vaticano dopo le polemiche fraintese le parole del Papa, perché c'era stato un attacco proprio al Santo Padre da parte ucraina. E poi ancora, vediamo un po', la fotonotizia, i tir in coda al bianco, tenetelo aperto perché c'è un problema, i disagi al valico Italia-Francia dopo la frana del Frejus, e quindi la situazione è davvero complicata. La Meloni e le minacce sui social per il reddito, ci allerta a Caivano. E poi ancora i migranti, sale la tensione per la cabina di regia con Salvini che non sarebbe tagliato fuori da questa non è esattamente felice, visto che è un suo tema da sempre. E poi segnalo questa notizia, un golpe stavolta in Gabon, Africa nel caos, e questo è Questi sono stati i militari che hanno preso il potere destituendo il presidente. E quindi a distanza di pochi giorni 2 fatti davvero diciamo da tenere in considerazione seria per quello che può essere il futuro. Poi vedete la prima pagina di Repubblica, si parla del comandante, un fascista anomalo sbarca al Lido senza divi, si parla del nuovo film chiaramente di Pierfrancesco Favino al Festival di Venezia. Ma poi c'è il tema centrale, quello dei migranti, il caso Salvini. Repubblica lo spiega bene, mi pare. Sì, il leader della Lega escluso dal comitato interministeriale voluto dalla Premier, che si occuperà proprio dell'emergenza migranti. Il ministro infastidito per lo strapotere di Mantovano
Mantovano. A Torino, in un centro accoglienza, sono comparsi manifesti xenofobi e quindi c'è un po' di insofferenza, chiamiamola così. L'offensiva ucraina, pioggia di droni sulla Russia, e poi la crisi di Pechino e Xi archivia il miracolo cinese, perché l'economia non va bene. come magari ci si aspettava. E ancora Gianbruno, il populista che porta in TV il tinello Meloni. Questa è la riflessione stamattina sulla Repubblica. Perché lui lavora a Rete 4. A Rete 4, una trasmissione del pomeriggio, se non ricordo male. Stop al reddito, minacce alla Meloni, allarme per la visita a Caivano, cabina di regia sui migranti a Mantovano. C'è il gelo di Salvini, così questo dice. è il punto. Mantovano noi ne avevamo parlato un paio di giorni fa e infatti Salvini si è subito risentito dicendo: ma come, io sono il ministro di queste cose. Sempre stato lui. Poi fotonotizia, anche qui i comandanti salvano vite e si torna di nuovo al Festival di Venezia con il nuovo film di Favino. Questa è la fotonotizia con due comunque riflessioni, uno di Annalisa Cuzzocrea: Veronesi, Favino e il paese dei veleni. Dall'altra parte al Lido la destra c'è ma non si vede, con Simonetta Sciandidaschi. Poi ancora abbiamo un paio di notizie, non due, perché c'è paura e corruzione, si parla della Russia, la Russia mafiosa del padrino Putin, così viene etichettata stamattina dalla stampa. Poi la stangata delle banche perché Giorgia sceglie di disertare Cernobbio. Insomma, c'è una sorta evidentemente di riflettori accesi su quello che sta succedendo nel governo da parte di diversi quotidiani. Siamo su Avvenire perché il focus di Avvenire è sul reddito di cittadinanza. Così finisce il reddito, lo stop al reddito, da domani il portale INPS per i nuovi sostegni e i percorsi formativi. Prima le proteste, ora minacce online alla Premier che oggi andrà a Caivano. Poi ancora sul Messaggero si torna a parlare di reddito, minaccia alla Meloni, questo è il titolo principale. Delle pensioni verso l'ampliamento di opzione donna, quindi ci sono diverse novità su quelle che sono le pensioni. E poi un fatto di cronaca, ne abbiamo parlato, ce ne siamo occupati: Giulia e Tiago avvelenati per mesi, ti ricordi? Come la no, ragazza vittima, esattamente, e pare che adesso le perizie che sono state fatte, la ragazza era stata avvelenata per tempo con un topicida, per molto tempo, per tantissimi mesi. Cioè un delitto premeditato e perseguito per mesi. A lungo, per molti mesi. Cose da pazzi. Poi una curiosità sul tema della guerra in Ucraina, è una curiosità che prendiamo dal Messaggero, perché scrive: i droni di cartone beffano i russi, raid in 7 regioni, aeroporti. Come di cartone? Cioè? I mezzi artigianali sono invisibili alla contraerea. E si sono costruiti incredibile. Raggiunta una base militare, distrutti 4 velivoli. Una curiosità che volevo segnalare, perché adesso questo che quotidiano è? Questo è il Messaggero. È grandioso, sono riusciti a scoprire questa cosa, è molto importante. È una notizia che mi piaceva stamattina evidenziare e sottolineare assieme alle altre. Poi ancora, torniamo allora alle prime pagine, siamo sul Sole 24 Ore, perché ci sono i temi economici come sempre in primo piano. La gelata di luglio sui prestiti alle imprese, l'Italia meno 3,7 è l'ultima nell'eurozona per prestiti alle imprese. E poi ancora lavoro, formazioni, aiuti, via il portale nazionale per domanda e offerta, cessione bonus edilizi, da Enel X arriva lo stop alle società per gli acquisti. Temi strettamente, diciamo, più tecnici stamattina sul Sole. Adesso prepariamoci al fatto, perché c'ha una bella, ha un bel titolo: la schiforma Casellati già spappola il governo. C'è un neologismo, la schiforma. Stamattina mi incuriosiva questo. Premierato Italicum, Mantovano vuole correggere il testo svelato dal Fatto, insomma, quindi questa riforma. Loro seguono molto Mantovano, ho capito. Sì. E quindi abbiamo questa
novità. Poi la Meloni deve morire, le minacce shock vengono riprese stamattina dal Giornale, allerta sicurezza per la Premier in visa oggi a Caivano, messaggi minatori dagli ultra del reddito di cittadinanza. E poi non è un tema da trascurare, Montebianco e Frejus, il grande caos trafori frena le esportazioni, e questo è un tema che certamente bisognerà attenzionare. Poi baby migranti, buco per i conti, affare per le coppe. È un'inchiesta che viene portata avanti stamattina dal Giornale. In 3 anni triplicati i minori non accompagnati, sono 20.000 e costano fino a 100 euro al giorno. Questo è quello che scrive il Giornale. Dopo il Niger, golpe in Gabon, il caos africano aiuta la Cina. La Cina? Evidentemente. Pensavo alla Russia io, per la verità, invece no. La lettura è che aiuta la Cina. Poi andiamo a leggere invece il manifesto. Vedete la fotonotizia come sempre di apertura sul manifesto. Si parla di Lotteria Italia. Abolito perché Lotteria Italia? Abolito il reddito di cittadinanza, la ministra Calderone presenta la complicata piattaforma che è attiva da domani, su cui gli occupabili dovrebbero trovare un lavoro, ma sarà un'impresa, per questo la lotteria. Giusto. E i corsi di formazione che permettono di ottenere 350 euro per 12 mesi non ci sono, specie al sud. Caspita, è un'inchiesta importantissima. Beh. Questa è la riflessione che viene fatta dal manifesto. Chiudiamo, credo siamo praticamente quasi alla fine. Eccolo qui, il Tempo. Odio social su Meloni, dopo la lettera a Calderoni, minacce di morte al Premier sul taglio del reddito. Oggi la visita a Caivano per lo stupro delle cuginette. Sicura di tornare a casa? La domanda nella minaccia. La minaccia, sì. È esatto così. Giorgia, e niente passi indietro, la famiglia delle 2 vittime. Portateci lontano da qui. E poi si parla dei termovalorizzatori, ma siamo credo a Roma, in ritardo, scaduto il bando per assegnarlo. Già, questo è il sindaco che dice: tanto mi pare che con la gestione dei rifiuti sta andando bene, no? Benissimo a Roma, guarda, non ti dico. Diciamo che è un tema che non riguarda soltanto la Sicilia, non ma riguarda solo Catania. Esattamente. La nostra inchiesta Catania sporca, ma Roma, come dire, non ride. Va bene. Ci fermiamo qui, allora tra pochissimo invece parleremo di scuola, insegnanti in bilico. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Giovedì la situazione meteo migliora progressivamente sulla nostra penisola grazie all'allontanamento verso est di una zona di bassa pressione che ha comportato anche condizioni di marcata instabilità. Diamo uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Ebbene sì, la perturbazione in spostamento verso est saranno proprio le province centro-orientali a risentire ancora di locali disturbi, dunque ancora una certa variabilità. Altrove non mancheranno ampi spazi assolati, il tutto con clima caldo, sì ma senza eccessi, punte massime di 29-31 gradi nelle diverse località, aria un po' più fresca nella notte e all'alba. La giornata di venerdì sarà ampiamente soleggiata sulla Sicilia, ancora qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione in prevalenza debole, a regime di brezza e temperature diurne nuovamente prossime ai 30 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendo come sempre sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, sono con noi, è con noi Salvo Di Dio, che è un esponente del sindacato dei lavoratori della conoscenza della CGIL. Grazie e benvenuto. Dobbiamo parlare della scuola, ormai manca poco all'inizio dell'anno scolastico, i temi sono più o meno sempre quelli, precariato, classi pollaio e soprattutto per gli insegnanti appunto il posto di lavoro, i supplenti. Qua a livello nazionale anche quest'anno calcolano 200.000 supplenti. In Sicilia come stanno le cose? Beh, in Sicilia diciamo abbiamo circa, le cattedre che vengono distribuite ai supplenti sono circa pari al 15% di quei numeri. 15. Solo nella provincia di Catania, ad esempio, è uscito già ieri, o l'altro ieri, il 29, il bollettino che ha distribuito circa 2.500 cattedre per tutti gli ordini di scuola che abbiamo, insomma, nell'ordinamento giuridico scolastico. Sì. E quindi è un vero problema, è sempre stata la spada di Damocle, quella relativa ai docenti precari, specialmente per quanto concerne i docenti per le attività sul sostegno, no? I docenti che seguono i ragazzi che hanno, diciamo,
delle disabilità, lì abbiamo un problema che è veramente grosso, in quale praticamente il 70% dei docenti dell'organico facente parte appunto della scuola, di tutti e 4 gli ordini di scuola, il 70% sono posti in deroga. Quindi ciò cosa significa? Che non fanno parte dell'organico di diritto, ma il Ministero li gestisce semplicemente come se fossero docenti dell'organico di fatto. In poche parole, vengono utilizzati questi docenti, che tra l'altro sono anche docenti che hanno delle specializzazioni importanti, dove seguono dei percorsi di preselezione. Ecco, a questo proposito, la figura del docente tutor e del docente orientatore, che da settembre... Da settembre avremo queste nuove figure, sì, esatto. Che sono, voglio dire, a livello nazionale, qua i dati che abbiamo noi sono 50.000 circa, e si devono occupare delle classi dell'ultimo triennio delle secondarie per aiutarli da una parte a che cosa? A costruire un percorso di studi e lavoro, e dall'altro per aiutarli nel recupero anche, vero? Allora, in realtà credo che sia una sorta di modello, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, rubato a quello che è il modello tedesco, no? E infatti principalmente queste due figure nasceranno nelle scuole secondarie, sia di primo grado che di secondo grado. I compiti principalmente delle due figure saranno quella del tutor, che utilizzerà tutti gli strumenti necessari per seguire il ragazzo e cercare di capire cosa è più importante, diciamo, e quali prospettive possa avere, anche con un PFE, con un piano formativo individuale. Beh, il principio è giusto. Il principio, diciamo, è giusto. In realtà invece sono delle figure che già avevamo, specialmente nelle scuole professionali e tecniche. Infatti già dal decreto legislativo 61 del 2016, nel primo biennio degli istituti professionali c'era una specie c'era un tutor, perdonate, c'era un tutor che appunto si occupava nel primo biennio della scuola a seguire i ragazzi e ad adattare assieme al consiglio di classe un piano formativo individuale. Poi invece la novità sta nell'orientatore, che è quello che appunto, lo dice il termine stesso, che raccolte i dati del lavoro propedeutico fatto dal tutor e dal consiglio di classe, indirizzare poi lo studente a quelli che potrebbero essere i propri percorsi di vita futura, sia per quanto concerne, diciamo, la continuazione negli studi o... Che questo poi è una cosa che continua a richiedere da tempo il mondo del lavoro, che dice... tante volte, come dire, non c'è l'incontro tra domanda e offerta, perché questi sono, come dire, rimangono un po' nel limbo. Certo, no? Certo, sembrerebbe una bella cosa in realtà, perché dice costruire, diciamo, quello che è il futuro lavoratore. Appunto. Però noi dobbiamo costruire quello che è, diciamo, il futuro del paese. La scuola in sé per sé è vero che deve lasciare spazio a quelle che sono la creatività e il desiderio appunto dello studente e della studentessa, però è anche vero che la scuola non forma lavoratori, la scuola forma uomini e donne. Quindi questo è un principio che a mio avviso non va scardinato assolutamente. Sono due concezioni completamente diverse. Sono due concezioni assolutamente diverse, anche perché quando noi ad esempio lamentiamo, che adesso non so se voi insomma ne siete al corrente, ci saranno dei tagli pazzeschi che andranno a eliminare circa il 10% delle istituzioni scolastiche presenti sul panorama nazionale. Solo in Sicilia perderemo 100 istituzioni scolastiche, ma perdere 100 istituzioni scolastiche non significa perdere un posto o 2 posti di lavoro mancando la figura del dirigente scolastico. Perdere, diciamo, quello che è appunto il tessuto e la presenza anche dello Stato su determinati tipi di territori, dove abbiamo percentuali importanti di dispersione scolastica, oppure dove nelle aree interne c'è uno spopolamento non indifferente. Questo però è un problema vero, cioè il fatto che ci sia una riduzione progressiva del numero degli studenti potenziali. Certo, solo nell'anno scolastico che inizierà domani, per il 23-24, per i 4 ordini di scuola, io parlo solamente del comparto scuola, non mi riferisco alle accademie, alle università e a tutti gli altri settori della conoscenza, in provincia di Catania avremo 2143 studenti in meno. E questo non è un dato che va, diciamo, quantificato solamente ai fini della dispersione scolastica, ma è un dato anche di calo demografico della popolazione studentesca.
Infatti di questi 2143 studenti in meno, circa 1100 saranno in meno nella secondaria di secondo grado. Quello è un dato che deve farci riflettere. Allora questi ragionamenti vanno bene, cercando di captare quel numero di studenti che mancano ai fini della dispersione scolastica e adattare percorsi formativi, professionali, per poterli indirizzare almeno quello che è il mondo del lavoro e togliendoli dalla strada. Intanto una conseguenza concreta e immediata è che poi si formano proprio per questo, anche per questo, diciamo così, le classi pollaio, perché, certo. perché essendo di meno li mettono tutti insieme. No? Sì, però sa, essendo di meno, diciamo, li mettiamo tutti insieme. Noi, allora, vedete, se noi dobbiamo rispettare i numeri e i numeri le dobbiamo adattare alle persone, non potrà mai funzionare, perdonatemi, perché il problema non è la docente o il docente che va in classe e si ritrova 30 studentesse e 30 studenti all'interno della propria classe, perché all'interno della città di Catania, ad esempio, questi numeri in realtà ci sono, però pensate che invece gli organici devono essere funzionali in quelle aree dove tu non hai nemmeno i numeri per poter formare la classe. Ecco. E lì c'è appunto una spada di Damocle, anche perché poi sappiate che noi ci occupiamo specialmente dei lavoratori della conoscenza, in quel contesto lì vengono fuori anche i numeri del personale tecnico-amministrativo che andrà a lavorare in quelle scuole, che sono in realtà il motore della scuola, no? L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda un tema fondamentale, direi le assunzioni a tempo indeterminato, perché il ministro Valditara ha annunciato 50.000 nuove assunzioni, promettendone 30.000 con il prossimo concorso PNRR. Che ancora stiamo aspettando il bando. Allora, guardi, il discorso qual è? A differenza, diciamo, di tutto il pubblico impiego, no? Che i concorsi vanno indetti solo dove c'è necessità, tra virgolette, vengono anticipati da una mobilità. Noi invece nella scuola facciamo il 50%, lo destiniamo alla mobilità per permettere ai colleghi che sono fuori regione di poter rientrare, il 50% va al nuovo reclutamento. Quindi in funzione delle classi di concorso dove c'è necessità, i bandi verranno applicati e adattati all'interno della regione. Ovviamente i numeri nel sud saranno sempre meno. Ma è come cane che si morde la coda, perché cosa succederà? Che i nuovi ragazzi che vorranno scegliere questo percorso, quello dell'attività di docenza, andranno a partecipare a concorsi in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, e quindi, ma non solo, questi concorsi qui, una cosa importante da dire, sapete qual è? È quello che vincolano i docenti almeno per 3 anni affinché possano fare solamente la domanda di mobilità. Quindi capite bene che non riguarda il singolo individuo, riguarda anche quelle persone che sono madri, genitori, famiglie che ad un certo punto, se dovessero superare il concorso, per 3 anni non solo dovranno rimanere là, ma faranno delle scelte di vita che andranno ad influenzare tutta la famiglia, e il 90% delle volte sono costretti a spostarsi. Temi e quindi complicati. Noi diciamo saremo sempre meno e avremo sempre queste problematiche. Ecco perché i problemi poi, come dire, si presentano con la loro complessità. Grazie a Salvo Dio per averci spiegato così bene le origini di tanti problemi. Cercheremo prossimamente, naturalmente a partire da domani, di seguire poi gli sviluppi della situazione nel concreto, come si svolgono poi le cose nella città di Catania e nella nostra regione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Facciamo una pausa e poi parleremo di piste ciclabili, mobilità. Lei già se ne va. Volevate che io rimanessi? Perché mi hanno detto no, immagino è stato un piacere. Io avrei parlato a braccio, credetemi, per ore. Grazie, veramente volevo anche augurare buon anno scolastico a tutti. Sia tranquillo. Grazie. Sarà per la prossima. Alla prossima, grazie mille. Buongiorno Sicilia, parliamo di pista ciclabile, parliamo di come dire, movimento green con Viola Sorbello, che è presidente di Lega Ambiente
Catania, benvenuta, grazie per essere con noi. Allora, Catania accresce finalmente la sua mobilità sostenibile riqualificando una pista ciclabile che conoscete tutti, danneggiata, si doveva prolungare, non si è prolungata, insomma sono buone notizie in arrivo, o no? Non la vedo così entusiasta. No, nel senso, chiaramente una buona notizia perché certamente si ristruttura questa pista ciclabile, si aumenta anche... Diamo un po' di diffusione alla nostra ospite, per favore, se no non la sentiamo. Grazie, prego. Si aumenta anche di poco, di 1200 metri, credo. Però certo questo è veramente un granellino di sabbia piccolissimo in una situazione che è veramente abbastanza drammatica. A Catania abbiamo una mobilità veramente così scadente e così problematica che insomma non ci accontentiamo affatto di questa notizia. Vorremmo essere al passo con le altre città europee, vorremmo parlare non di metri in più di pista ciclabile ma di chilometri, vorremmo parlare di rete ciclabile, di una rete che copra tutto il tessuto urbano. E per questo stiamo veramente sollecitando l'amministrazione comunale da tanto tempo e quindi insomma dopo tanti anni che lavoriamo, che incitiamo a avere una ristrutturazione e un pezzettino un chilometro e 200 metri. Niente, non sono nulla veramente. Pochino. Per fare giocare i bambini. Lei dice che però siamo contenti, siamo contenti. Allora, per la cronaca lo diciamo, da piazza Mancini Battaglia sulla circonvallazione, dico bene, fino all'incrocio con via Villini a Mare. Esatto. È giusto? Sì, è giusto. Bene, e tra l'altro ci sono anche lì divisioni di corsie, forse abbiamo intravisto qualcosa nelle immagini prima. C'è un tratto con doppia corsia esclusiva, ci sono i cordoli, un altro tratto fino al limite quasi di Aci Castello con doppia corsia protetta. Ecco, stiamo vedendo qualcosa del genere. Lei la vede là? La vedo là, la pista è ben fatta, sì, per noi insomma risponde anche a tutti i canoni del codice della strada. È una pista che ai tempi noi abbiamo sollecitato all'allora sindaco Bianco, l'abbiamo seguita nella sua realizzazione. Quindi sale ai tempi del sindaco Bianco? Certo, non solo ai tempi, ma l'abbiamo voluta che salutiamo naturalmente. Sì, no? certo, senz'altro, gliel'abbiamo proprio strappata perché proprio gli abbiamo fatto tante richieste ai tempi quando iniziò il lungomare liberato. Anche quello fu un'iniziativa che rivendichiamo come cittadini attivi come nostra, che lui però, devo dire, accolse di buon grado. La pista ciclabile è ben fatta, a noi piace, ma ci piacerebbe una pista ciclabile che fosse per tutta la costa. Noi abbiamo immaginato una pista ciclabile del mare che copra tutta la nostra costa, che diciamo che parta da Aci Castello e arrivi fino alla Playa. Ma piacerebbe a tutti quelli che pensi andiamo al mare. Che bomba di turismo, che esplosione di turismo, di benessere per i cittadini. In questo senso mi chiedo, il sindaco di Aci Castello, visto che questa pista ora sta arrivando al confine col suo territorio, perché non raccoglie questa opportunità? Fra l'altro abbiamo anche studiato noi la possibilità di una pista ciclabile sul lungomare di Aci Castello ed è fattibilissima, perché non farebbe altro, la corsia è larga, stradale è larga, non farebbe altro che togliere solo un pezzo di strada, quella proprio diciamo sulla costa, al parcheggio, che diventa meno utile più aumenta la mobilità sostenibile. Ma voi avete presentato, mi sta dicendo, un progetto del genere al Comune di Aci Castello? Sì, abbiamo parlato col sindaco di Aci Castello, lo abbiamo sollecitato in questa direzione, gli abbiamo detto che sarebbe veramente un'esplosione di turismo anche per il suo comune, per il suo paese. E che risposte avete avuto? Abbiamo detto che lui ha detto che sarebbe d'accordo in teoria, ma che aveva degli ostacoli rappresentati in quel caso forse da una parte della sua amministrazione comunale, insomma, ma questo è chiaro, non tutti sono sempre d'accordo su tutte le scelte politiche, però bisogna avere coraggio, bisogna essere amministratori coraggiosi, oltre che capaci e soprattutto
preparati. Però mi permetta di dire, in attesa di, adesso lo interpelleremo magari il sindaco di Aci Castello, magari col telegiornale, per capire se questo prolungamento che voi auspicate, che francamente è molto comprensibile, si possa attuare. Però noi leggiamo che da parte anche dell'amministrazione precedente, pur con tutti i problemi che ha avuto, eccetera, c'è come dire, ci sono progetti di miglioramento che interessano tutto il litorale catanese. Sì. Nuova Piazza Europa, Piazza Nettuno, la strada parallela di Viale Ruggero di Lauria, l'abbattimento del ponte di Piazza Mancini Battaglia e il progetto futuro di chiudere permanentemente il lungomare alle macchine. Sì, sono tutte bellissime parole, bellissimi progetti, ma noi non li vediamo, cioè sono anni che noi richiediamo. Fra l'altro, guardi, fra tutte le infrastrutture possibili che un'amministrazione locale, comunale o regionale o statale può realizzare, le piste ciclabili sono la cosa più semplice, più economica e che ha un impatto economico maggiore. Mi spiego. Economico perché? È perché le piste ciclabili consentono la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile è una mobilità smart, cioè una mobilità intelligente che consente ai cittadini di muoversi in modo economico e alla comunità cittadina di muoversi, cioè di avere avere una mobilità che sia efficiente vuol dire creare una città che sia efficiente, una città dove ci si possa muovere senza rimanere imbottigliati nel traffico, è una città che ha un'economia efficiente. Non so se mi spiego, investimenti da parte di imprese vengono effettuati in una città smart, in una città che è ben organizzata. Potersi muovere in quella maniera consente anche di poter, come dire, frequentare certi ambienti, centri commerciali, negozi, attività economiche, certo, che altrimenti con la macchina è complicatissimo fare. Ma muoversi è la cosa più importante di una città. Cioè una città dove la gente non riesce a muoversi, dove per essere da un capo all'altro della città ci si impiega mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, è una città che non è efficiente. Una città che non è efficiente è una città diseconomica, dove le imprese, il commercio non funzionano. Questo però è un problema un po' di tutte le grandi città. No, non è un problema di tutte le grandi città. Le grandi città, le metropoli, lasciamo perdere le megalopoli, ma anche quelle, ma a maggior ragione quelle. Le grandi città oggi stanno lavorando molto bene sulla mobilità sostenibile. Parigi si è attrezzata benissimo, ma tutte le città europee, guardate, è al contrario, cioè ditemi una città che oggi non si sta attrezzando bene con la mobilità, tutte, e non solo la direzione è quella, piste ciclabili, zone 30, loro non vogliono i mezzi monopattini, pubblici. hanno fatto il referendum contro i monopattini a Parigi. Addirittura a Parigi lo hanno proprio vietato, ma questo non significa nulla, perché tutte le altre, diciamo, sfere della mobilità sostenibile là funzionano bene. Si punta molto sui mezzi pubblici, sul trasporto pubblico e là funziona davvero. Tutta la città di Parigi è intessuta di piste ciclabili. Sì, io però, scusi se la interrompo, mi riferivo a città anche italiane dove purtroppo assistiamo a fatti anche tragici. Milano è una città dove abbiamo appena raccontato nei giorni scorsi della morte di quella giovane in bici, ed era la quinta vittima, se non sbaglio, se non ricordo male, dall'inizio dell'anno. In una città come Milano, che pretende di essere l'Europa, va in Italia. Ma Milano è già l'Europa se guardiamo la mobilità sostenibile, e il fatto che sia stata ammazzata, sia stata vittima di un incidente stradale una signora in bici può significare due cose: che ancora la mobilità non ha raggiunto certamente livelli eccelsi, ma significa anche un'altra cosa, che là le persone si muovono in bicicletta. Qua a Catania è un po' più raro che si abbia un incidente con la bicicletta, non favorisce molto la bicicletta in generale.
Ma guardi, questa è una leggenda metropolitana. Ci però- sono le e-bike, le quello è un biciclette altro a pedalata discorso. assistita, che Sì. sono Non utilizzabili. sono faticose, io Ma non mi per impressionisco. niente. No, anzi. si attacca il motorino elettrico e poi ti consente praticamente di poter viaggiare con Guardate, più io vi serenità. invito tutti veramente a provarle perché sono veramente meravigliose. A parte ci sono anche gli scooter elettrici. Vabbè. non- L'ultima domanda, Sì. abbiamo parlato di Cicastello, per Catania voi avete progetti, avete ordini del giorno da presentare all'amministrazione? Qui Sì. abbiamo una nuova amministrazione che sta debuttando in maniera anche abbastanza dinamica. Quindi... Sì, noi siamo in sintonia in questo con il nuovo sindaco, l'avvocato Enrico Trantino, che devo dire ho trovato molto preparato sul tema della mobilità. Ora ci avviamo verso la settimana della mobilità sostenibile, che è un evento europeo. E quando sarà? Sarà a settembre, ora non ricordo esattamente le teneteci date. informati che la vogliamo no, seguire. certo, ora proprio fra qualche giorno avremo una riunione nella quale noi come Lega Ambiente Catania porteremo delle proposte che sono proposte, guardate, copiate dalle altre città, lo diciamo subito, ma copiate perché là sono efficienti. Ma l'asse è sempre questa, la pista ciclabile... No, non sono solo proposte su piste ciclabili, sono proposte, sono tutte strategie di mobilità che riguardano altri settori, diciamo, della mobilità, ma che sono tutti necessari, strategie necessarie per la realizzazione di una mobilità efficiente, di una mobilità smart, una mobilità intelligente, perché qua occorre intelligenza. Ma non c'è dubbio che siamo tutti d'accordo su questo e tutti vorremmo che si realizzasse, quindi la prego di tenerci informati, Senz'altro. lo faremo anche attraverso l'amministrazione comunale naturalmente, perché tutto questo è un problema che riguarda ognuno di noi, perché qua è diventato un problema per tutti riuscire ad arrivare al posto di lavoro, quelli che fanno il lavoro di impiegato, non come noi che ci alziamo un po' prima degli altri e quindi abbiamo le strade vuote, Libere. ma gli altri vivono ore e ore dentro le macchine, fermi, bloccati, stanno lì e passano parte intere delle loro esistenze Esatto. nelle automobili. Grazie a Viola Sorvello, Grazie a Presidente voi. di Lega Ambiente di Catania, ci tenga informati e noi facciamo adesso ancora una pausa e poi dopo parleremo del super bonus. State con noi, buongiorno Sicilia.